tutti a fianco degli operai in lotta, solidarietà da cittadini, amministratori locali, politici e sindacalisti, ed anche dalla Chiesa agrigentina, con in testa l'arcivescovo Francesco Montenegro, piombato ieri mattina a bordo della sua immancabile Vespa allo stabilimento Etalcementi di Porto Empedocle. Il presule ha portato la solidarietà umana, sua personale e quella dell'intera comunità, augurandosi che giungano nei prossimi giorni segnali diversi per tutti, ed ha invitato coloro che hanno per lo stabilimento responsabilità decisionali di dare sia delle speranze che un futuro alle famiglie in trepidazione. E la Chiesa agrigentina è scesa in campo nella vertenza Etalcementi anche con un documento dell'Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro. L'eventualità della chiusura, si legge, introdurrebbe ulteriori elementi di grave preoccupazione in un territorio che sconta una situazione di per sé molto difficile dal punto di vista economico ed occupazionale. La perdita di quasi 100 posti di lavoro aggiunti a quelli dell'indotto andrebbe ad aggravare, conclude il documento, un quadro economico allarmante anche per le tensioni sociali che finirebbe per determinare in un'area dove la presenza di aziende come l'Italcementi rappresenta uno dei pochi elementi di speranza per garantire occupazione e sviluppo. E ieri ha portato la solidarietà ai lavoratori in lotta anche il sindaco di Agrigento Marco Zambuto.